in regione nostra va avanti da tanti anni e siamo stati veramente tra i capostipiti in Italia ancora 20 anni fa. È ormai una cosa che ci sta quasi scoppiando tra le mani per l'entusiasmo dei ragazzi, dei professori che sono veramente splendidi nel portare i ragazzi, le società che fanno un lavoro incredibile da settembre fino a giugno nelle scuole e poi portando i ragazzi in società, veramente una cosa molto bella che dà una grossa soddisfazione. Abbiamo quasi 400 ragazzi complessivamente tra elementari, medie e superiori, gareggiano ovviamente in categorie separate, alcune sono valide per il campionato studentesco, altre invece sono un trofeo che abbiamo deciso di istituire insieme all'ufficio scolastico regionale che ci è sempre vicino, sempre molto disponibile nell'aiutarci e nel sostenere lo sport nella nostra regione. Il prossimo evento di canottaggio saremo a Trieste con una gara regionale il 26 aprile e prima a Muggia con una regata pre-master insieme alla Muglia Longa sul Mar con la Trieste Atletica e poi torneremo il 31 maggio a San Giorgio di Nogaro di nuovo con un evento internazionale importantissimo. Questo di oggi possiamo racchiuderlo nell'ambito dei campionati studenteschi. La nostra regione tra l'altro è fra le regioni che partecipa a più discipline sportive. Il canottaggio negli accordi che abbiamo come ufficio scolastico regionale con la federazione è una delle federazioni più attive e credo che Trieste sia l'unica città sul territorio nazionale che organizza una manifestazione del genere con centinaia di ragazzi dalle scuole elementari fino al primo e secondo grado. Per cui veramente prima di questo poi loro hanno operato all'interno di tutte le scuole presenti facendo provare questo esercizio del remo ergometro a tutti i ragazzi di tutte le scuole, per cui veramente un impegno notevole. E sicuramente calcolando che a questa manifestazione partecipano solo i ragazzi non tesserati, per cui già il fatto di escludere i tesserati è una cosa sicuramente molto positiva dal punto di vista promozionale, sicuramente poi, anche perché poi non si conclude qui, poi c'è anche nei prossimi mesi un lavoro con le varie società del canottaggio in mare, per cui tanti di questi ragazzi poi proveranno il canottaggio vero e proprio in mare e poi chiaramente la speranza è che più di qualcuno, ma è capitato ogni anno, si appassioni e prosegua all'interno delle varie società, visto che il canottaggio è una disciplina che sicuramente si può iniziare anche non da piccolissimi. Questo è all'interno di tutta una serie di manifestazioni che stiamo facendo in questo momento, sia provinciali che regionali, e di alcune discipline stanno svolgendo anche le fasi nazionali. Ci tengo a dire che proprio in questo momento stanno rientrando dall'Aquila la nostra rappresentativa di sci alpino e sci nordico che hanno vinto come regione la fase nazionale, per cui anche quest'anno si sono classificati al primo posto come rappresentativa regionale. Questa è la prima delle varie fasi nazionali che si succederanno nei prossimi mesi. E le discipline sono una trentina che noi organizziamo a livello provinciale e regionale, vanno da tutti i giochi di squadra, del calcio alla pallacanestro, pallavolo, rugby e così via, a tutte le discipline individuali, per cui atletica, nuoto, orienteering, canottaggio, vela, cioè un po' tutte le discipline sportive presenti sul territorio. Di queste noi facciamo le fasi provinciali e regionali. Poi quelle più diffuse sul territorio nazionale parteciperanno anche alle fasi nazionali che verranno concluse entro fine maggio e primi di giugno. Quest'anno il grosso delle fasi nazionali si svolgerà tra il Piemonte e in Lombardia, perché vorrebbero agganciare le manifestazioni nazionali dei campionati studenteschi all'Expo a Milano, portando tutti i ragazzi a visitare l'Expo, e poi anche Torino, che è la città europea dello sport per il 2015.